Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Sindaco, qual è il significato di questa installazione per la città di Jesolo? Diciamo che è l'ennesima tappa di un legame fra Jesolo e l'Arte del Volo, che è suggellato ovviamente dalla più grande manifestazione che facciamo durante l'anno, Jesolo Air Show, che ormai è più di 20 anni, che è diventato un punto di riferimento a livello europeo, direi. La scultura Arte in Volo, il patto di amicizia con il 51esimo storno, tante piccole iniziative che appunto ci legano all'aeronautica militare, al nostro legame e ringraziamento alle forze armate, quindi questo rappresenta, oltre che un luogo anche simbolo che diventerà un po' il benvenuto nella rotatoria di ingresso alla città di Jesolo, a tutti i nostri turisti, diventerà anche un simbolo del ringraziamento verso tutte quelle persone, a tutte le forze armate che in terra, in aria e in acqua si adoperano per la sicurezza del nostro territorio, per la difesa delle libertà civili, e come questo AMX in giro per il mondo si adoperano anche per la tutela e la salvaguardia della pace in missioni all'interno delle organizzazioni internazionali.